Buonasera e buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Stuprata da due uomini, nuovo orrore a Catania dove una donna è stata violentata in pieno centro sotto gli archi della Marina. La vittima, una dominicana che aspettava l'autobus. Arrestati un senzatetto siciliano e un egiziano. Ancora aggressioni a Palermo, questa volta un uomo si rifiuta di spegnere un sigaro su un autobus e scoppia la rissa. Secondo i testimoni, uno dei due litiganti era armato di coltello. Mafia, ancora un permesso premio ad un boss che suscita indignazione. Ignazio Bonaccorsi, condannato all'ergastolo, sarà 9 giorni a Catania per andare dalla madre. Polemiche anche sul carcere duro revocato a Giovanni Riina. Ora indaga l'antimafia. Apertura dell'anno giubilare a Catania con la solenne celebrazione in cattedrale. L'arcivescovo Renna: preghiamo per i mafiosi perché si aprano al perdono e alla riconciliazione. Roma prende in mano le celebrazioni di Agrigento, capitale della cultura 2025. Al TG Sicilia Pietrangelo butta fuoco, lancia un appello al governo perché non vada perduta l'ennesima occasione per la Sicilia. Arriva la neve sull'Etna, aprono le piste. Prima domenica con gli impianti operativi a Piano Provenzana si registra il pienone di sciatori. Dalla montagna al mare ad Aci Trezza, 68 atleti hanno nuotato tra i celebri faraglioni per un tuffo tra i ciclopi. Complice la temperatura mite, numerosi gli spettatori. A Catania l'orrore per lo stupro della donna sotto gli archi della Marina. Arrestati due uomini, uno di Augusta e l'altro invece un egiziano, entrambi senza fissa dimora. CGIL, UGL e Codacons denunciano la mancanza di sicurezza in città. Orazio Longo. Visitata in codice rosso è stata poi dimessa. La donna ha riportato escoriazioni e varie ferite che non hanno richiesto il ricovero, ma il dolore più profondo è forse quello che ha subito psicologicamente. La polizia ha arrestato i due uomini che si sono resi responsabili di stupro nei confronti di una dominicana di 36 anni, adescata alla fermata dell'autobus nei pressi di Piazza Alcalà a Catania. Si tratta di un 39enne di Augusta e di un 28enne egiziano, entrambi senza fissa dimora. Il fatto è avvenuto pochi giorni fa, quando la vittima si stava riparando sotto una pensilina della fermata dell'autobus. Sarebbe stata avvicinata dal 39enne di Augusta, che le avrebbe proposto di ripararsi sotto gli archi del viadotto lì vicino, ma vista la diffidenza della donna, l'uomo avrebbe cercato di carpire la sua buona fede spacciandosi per un conoscente del fidanzato. A quel punto la 36enne si è lasciata convincere. Solo dopo pochi minuti però ha dovuto fare i conti con le crudeli e criminali intenzioni dell'uomo, che nel frattempo l'ha portata in una zona degli archi dove abitualmente dormiva, tra spazzatura di ogni genere, e ha abusato di lei. L'orrore però non sarebbe finito lì. Poco dopo, infatti, il 28enne egiziano si sarebbe lanciato su di lei e anche lui l'avrebbe stuprata per 2 volte. La donna, in lacrime e impaurita, è riuscita ad alzarsi e a fuggire chiedendo aiuto e riparandosi nel parcheggio della MTS di Piazza Alcalà, dove uno dei vigilanti ha subito chiesto l'intervento della polizia. Diverse le reazioni e le prese di posizione dopo questo nuovo caso di violenza in città. Per la CGIL è necessario uno sforzo comune più incisivo, ha detto Carmelo De Caudo, che auspica maggiori controlli e più ascolto per le persone più fragili. L'UGL punta l'attenzione verso l'aumento del personale delle forze dell'ordine nelle strade. Il Codacons Sicilia Donna ha annunciato la propria costituzione come parte offesa nel procedimento penale avviato contro i responsabili. Una nuova rissa di strada a Palermo, questa volta è successo su un autobus urbano. Per aver vietato di fumare il sigaro scoppia l'aggressione tra due passeggeri, interviene anche la polizia. Manlio Viola. Non accenna a diminuire la violenza di strada a Palermo neanche nel periodo festivo, anzi in questo periodo sembra aumentare. Una nuova rissa è esplosa a bordo di un autobus della linea 101, la principale dei trasporti urbani di Palermo, che attraversa tutto il centro, dallo stadio alla stazione ferroviaria centrale e viceversa. A causarla sembra sia stato un sigaro acceso sul mezzo pubblico da un passeggero. All'invito perentorio di un altro passeggero che intimava di spegnerlo, l'uomo avrebbe opposto un netto rifiuto, almeno stando ad ascoltare il racconto dei testimoni. Da qui sarebbe nata la lite che il vigilante della Sidmouth Transport a bordo della vettura ha cercato di sedare. Vedendo però comparire anche un coltello, il vigilante, che era in servizio soprattutto per lo sbigliettamento così come dal contratto AMAT, ha richiesto invece l'intervento della polizia via radio, giunta sul posto con diverse volanti. I poliziotti hanno portato in questura uno dei due contendenti, mentre il secondo sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce nel parapiglia generale.
Appena ieri un'altra rissa era stata sedata dai vigilanti di una discoteca dopo che un gruppo di giovani aveva forzato l'ingresso. In quella vicenda sono rimaste contuse 2 ragazze incolpevoli trovatesi in mezzo ai contendenti. Una situazione sempre più difficile da gestire, quella che i palermitani si trovano a subire ormai quasi ogni giorno. E fa ancora discutere la decisione dei magistrati che hanno concesso al boss ergastolano Bonaccorsi 9 giorni di permesso per andare dalla madre a Catania. Ed è polemica anche per il carcere duro revocato a Giovanni Riina. Laura Spanò. Sta provocando polemiche e prese di posizione la decisione della Corte di Cassazione che ha accolto con rinvio il ricorso presentato da Giovanni Riina, figlio del boss mafioso Totò Riina, disponendo la sospensione del regime di carcere duro previsto dall'articolo 41 bis. Gli ermellini hanno ritenuto meramente apparente la motivazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che lo scorso giugno aveva giudicato corretto il provvedimento. In quell'atto i giudici affermano che pur in assenza di riconoscimento processuale della qualità di capo o promotore dell'associazione mafiosa è stata rappresentata una posizione di sovraordinazione del Riina rispetto ad altri solidali. La decisione della Cassazione ha sollevato numerosi interrogativi e preoccupazioni, soprattutto per il peso simbolico e fattivo che il nome di Riina continua a rivestire negli ambienti di Cosa Nostra. Apriremo un filone di indagine che parte dal caso Riina e verifichi la giusta attuazione del 41 bis, ha detto il presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Il figlio del boss è stato arrestato nel 96 e dal 2002 sottoposto al regime del 41 bis. Un cedimento su un nome così importante, dice Colosimo, che ancora incute timore e anche una negativa fascinazione, come dimostrano alcuni post, è molto pericolosa. La Commissione antimafia deve fare la sua parte. Colosimo non esclude la possibilità di effettuare una serie di audizioni, una relazione che vada al Parlamento per far luce sulla situazione attuale del 41 bis, ma è polemica anche per la decisione dell'ufficio di sorveglianza di Padova di concedere un permesso di 9 giorni al boss ergastolano Ignazio Bonaccorsi, capo del clan dei Carateddi di Catania, per visitare la madre malata, e questo nonostante il parere contrario della DDA Etnea. Il boss, in atto detenuto nel carcere di Padova, dovrà muoversi in autonomia, rimanere a Catania in regime di detenzione domiciliare e rientrare in carcere nel gennaio 2025. Adesso cambiamo argomento, la politica regionale sulla finanziaria approvata all'Ars, interviene la Coldiretti Sicilia. Ci si è dimenticati dell'agricoltura, poche le risorse al comparto. Francesco Triolo. Una finanziaria che spezzetta risorse, ma no a favore dell'agricoltura. La Coldiretti siciliana prende posizione dopo l'approvazione della finanziaria regionale che contiene misure per fronteggiare la siccità in agricoltura, il settore che nel 2024 ha pagato un costo altissimo in termini di produzione senza reazioni come il bonus fieno. La Sicilia avrebbe rischiato di perdere il patrimonio zootecnico, ma la Coldiretti evidenzia come i vari comparti, tra cui quello cerealicolo, agrumicolo e vitivinicolo, hanno perso produzione o disincentivato gli investimenti, perdendo un grande potenziale per la mancanza di infrastrutture adeguate. Quanto stabilito per i laghetti, secondo Coldiretti, rappresenta un importante aiuto che, al di là dello stanziamento, offre un segnale concreto per chi è stato costretto ad acquistare l'acqua per abbeverare i capi allevati. Coldiretti chiede celerità per gli interventi, visto che anche quest'inverno il livello delle precipitazioni rimane inadeguato per poter guardare i prossimi mesi con maggiore serenità. Con un'azione continua e assidua portata avanti da Coldiretti sul contenimento della fauna selvatica sono state stanziate somme importanti, ma che aspettano la definitiva approvazione del regolamento che servirà per la limitazione della stessa ed evitare i rischi per la sicurezza della popolazione. Infine, conclude la nota di Coldiretti Sicilia, si auspica che nel 2025 il settore agricolo non abbia altri scossoni, garantendo continuità senza ritardi nella pubblicazione dei bandi, in modo da garantire tempi certi agli investimenti. A Palermo non basta il 50% del personale in servizio per le feste per garantire la raccolta dei rifiuti. Ferie e malattie in attesa ancora una volta fanno saltare la raccolta e per il ritorno alla normalità bisognerà aspettare il prossimo anno. Maglio Viola.
A Natale siamo tutti più buoni, ma non la RAP, l'azienda palermitana di igiene ambientale. Nonostante l'annuncio fatto proprio dall'azienda, in base al quale i turni di raccolta dei rifiuti sarebbero stati rispettati, con la sola eccezione del giorno di Natale e di quello di Capodanno, ma con la garanzia di almeno il 50% del personale in servizio, invece così non è andata. Con oggi sono 3 i turni di raccolta che sono letteralmente saltati, sia nelle aree del porta a porta per la differenziata, che in quelle dove esistono ancora i cari vecchi cassonetti con tutti i rifiuti indifferenziati buttati insieme e diretti in discarica. Le squadre RAP sono al lavoro in queste ore e stanno cominciando il recupero dell'arretrato dalle aree di indifferenziata, perché lì si rischiano i cumuli di spazzatura e con i botti di Capodanno, pur se vietati in teoria, potrebbero scoppiare incendi. Nelle zone di raccolta differenziata invece è saltata la raccolta della plastica, ma questo era previsto dal calendario, e quella di carta e cartone. A Macchia di Leopardo invece la raccolta dell'indifferenziato fra i 2 turni. Fra oggi e domani la RAP promette di raccogliere però la frazione umida. Per il ritorno alla normalità bisognerà attendere il nuovo anno ed esattamente la giornata di giovedì 2 o di venerdì 3. Resta il tema della plastica, saltata a Natale, che salterà anche a Capodanno. Per quella frazione la normalità potrebbe arrivare soltanto mercoledì 8 gennaio. E adesso l'avvertenza Almaviva, ultime ore di speranza per i lavoratori. Se non ci sarà una proroga della cassa integrazione, in 400 saranno licenziati entro il 31 dicembre. Domani incontro decisivo al Ministero del Lavoro. Marco Gulla. Un ultimo incontro, un'ultima spiaggia per salvare i lavoratori dell'ex call center Almaviva. Giorno 31, quindi a fine anno, scadrà la cassa integrazione e se non ci sarà un intervento straordinario da parte del governo, 400 lavoratori saranno ufficialmente disoccupati. Domani incontro al Ministero del Lavoro, trattative in corso per trovare una soluzione che al momento appare lontana. Un provvedimento del governo Meloni che possa consentire in extremis di prorogare la cassa integrazione straordinaria anche oltre il 2024 e procedere poi con un serio piano di ricollocamento del personale. La Regione siciliana si è già resa disponibile ad utilizzare queste lavoratrici e questi lavoratori nel progetto del numero unico 116-117. Non filtra ottimismo. Secondo molti lavoratori c'è poco tempo a disposizione per poter prorogare gli ammortizzatori sociali e inoltre, essendo a ridosso di Capodanno, ciò non aiuta. Gli ex lavoratori Almaviva nel periodo Covid sono stati chiamati a lavorare per il Ministero della Salute per il numero di emergenza. Ancora una volta in Italia, manifestando una carneficina umana. Vittime di ingiustizia, 400 famiglie in mezzo alla strada. La voce dei giorni scorsi circa un assorbimento nelle partecipate regionali, come sta avvenendo per i precari, è infondata. Non ci sono i presupposti giuridici. E adesso andiamo a Catania per l'apertura dell'anno giubilare con la solenne celebrazione in cattedrale. L'arcivescovo Renna ha detto: preghiamo anche per i mafiosi responsabili del tracollo di generazioni e quartieri perché si aprano al perdono e alla riconciliazione. Adelaide Barbagallo. Dalla collegiata in processione sino alla Basilica Cattedrale, dove oggi si è aperto l'anno santo 2025, una solenne celebrazione eucaristica alla presenza delle reliquie di Santa Lucia e di Sant'Agata. Monsignor Luigi Renna, dopo l'inno, ha pronunciato una omelia densa di significato, ricordando quanto sia importante quest'anno per i cristiani, chiamati tutti al rinnovamento spirituale, a guardarsi attorno, a un cambiamento di vita, a prendersi cura della città, dei rapporti sociali, familiari. Ha pensato anche ai carcerati, alle opere di misericordia. Ma sentiamo Monsignor Luigi Renna. Già da stasera raccoglieremo le offerte per un progetto di borse lavoro per i nostri detenuti, affinché siano accompagnati ad un'attività lavorativa e strappati alla mafia che li ha resi degli schiavi. Ma preghiamo che anche i mafiosi, che hanno sulla coscienza il tracollo di intere generazioni e di interi quartieri, si aprano al perdono e alla riconciliazione e non si lascino scivolare nella dannazione eterna senza chiedere mai perdono. Il Giubileo ci deve portare a dare segnali di speranza, a gettare ancore di salvezza che permettano ad ogni persona di vivere dignitosamente da figli di Dio creato a sua immagine,
perché chi spera ama. Al TG Sicilia il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco chiede a Roma di commissariare Agrigento, capitale della cultura 2025, per non perdere un'occasione unica per la Sicilia. Queste le sue parole. Francesco Aloi. A 53 anni dall'ultima pubblicazione rinasce la storica rivista della Biennale di Venezia. È stata già presentata in diverse città, tra cui Roma, Parigi e Shanghai. Oggi, con Siracusa, è il turno della Sicilia. La rivista della Biennale di Venezia, nella scena internazionale, racconta lo spirito del tempo attraverso le varie discipline, quelle dell'arte, dell'architettura, della musica, del teatro, della danza, nel lavoro incessante e quotidiano dell'archivio, attraverso una cattedra fondamentale, che è quella delle eccellenze che da tutto il mondo arrivano in Laguna. Una regione che della cultura fa una delle sue bandiere più importanti, spesso però non sfruttando appieno le potenzialità, come nel caso di Agrigento, capitale della cultura, dove i ritardi stanno riscuotendo più clamore del prestigioso titolo. Avevo un'idea ben precisa, che fosse l'occasione delle occasioni. Io credo che ci siano tutti i presupposti affinché da Roma, quindi dal comando centrale, si abbia la consapevolezza di impugnare il tutto, anche a costo di essere sgarbati nei modi, perché non si può perdere questa occasione. Eccola, la ricetta di Pietrangelo Buttafuoco. C'è solo una soluzione, che è quella di avere consapevolezza dell'importanza del dato culturale. Parliamoci chiaro, è la formula aritmetica che porta piccioli. Prosegue lo stato di allerta per le scosse sismiche a Montevago nell'Agrigentino. Il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo ha emesso una nuova ordinanza dopo un confronto con la protezione civile. La situazione, dichiara il sindaco, è comunque sotto controllo. Quelli che riaffiorano in queste ore sono i brutti del sisma del 1968 che devastò la valle del Belice. Ovviamente monitoriamo la situazione e i suoi possibili effetti. E adesso andiamo sull'Etna con le nostre telecamere, dove da oggi si è aperta la stagione sciistica. Il servizio di Eva Spampinato. Buongiorno, prime discese e prime cadute. Sole, niente vento, temperature gradevoli. L'Etna ha fatto un bel regalo di fine anno a tutti i siciliani e non solo. Oggi, primo giorno di apertura degli impianti, con una corsa di tutti gli operatori del versante nord, piano Provenzana, per rendere fruibili le piste da sci. Non si sciava sull'Etna tra Natale e Capodanno da tanto tempo. 3 annetti che non succedeva. Uno spettacolo della natura che tutto il mondo ammira e apprezza: sciare guardando il mare. Piste piene, turisti, sciatori e famiglie. In tantissimi hanno approfittato della domenica festiva e dell'improvvisa notizia dell'apertura degli impianti. Ma tutto l'occorrente per la montagna era già pronto oppure no? No, abbiamo uscito all'improvviso, è stata una notizia eccezionale per noi catanesi. Da studente fuori sede ritorno qua, giustamente che sono abituato a stare senza il mare, senza poter sciare, arrivo qua e posso fare entrambi, quindi che dire. Bella così. Siamo a Etna Nord, il comprensorio di Piano Provenzana comprende 4 impianti di risalita per 7 km di piste. Lo ski lift anfiteatro al momento rimane chiuso. Scuola sci operativa già da 3 giorni, campo scuola, Tapirulano. Le piste sono dalla blu, quella più facile, che è quella servita dalla seggiovia, e poi gli impianti alti, che sono di ski lift, che raggiungono i 2300 metri. Sono piste rosse, piste un po' impegnative, piste un po' per sciatori esperti. Il bello non è solo sulle piste, ma anche oltre le piste. Quindi cosa state facendo? Con lo snowboard salite e poi? Poi dividiamo lo snowboard in 2, diventano 2 sci, li pelliamo e si cerca di salire ai crateri. Siamo qua, un po' con gli slittini, un po' con gli sci, e ci prendiamo il sole qui. Una giornata in famiglia con la bambina, è la sua prima esperienza. Buon divertimento e buone feste a tutti, mi raccomando, a Capodanno tutti sull'Etna. Tutti sugli sci, ma bisogna fare naturalmente anche attenzione. Purtroppo ci sono stati 3 interventi tra ieri e oggi di soccorso alpino proprio sull'Etna, nella zona dei crateri silvestri. Gli incidenti sono stati causati dalle
padelle in plastica scivolando sulla neve. Un ragazzo di Mascalucia ha riportato una lussazione alla spalla, mentre un turista americano ha avuto un trauma alla schiena. Questa mattina anche una bambina di 7 anni ha riportato un trauma alla schiena. Quindi attenzione, e adesso insomma dalla montagna andiamo giù in mare. Un tuffo tra i ciclopi, Christmas Special in 68 tra agonisti e master. Questa mattina da Citrezza hanno nuotato tra i celebri faraglioni. Complice la temperatura mite dal lungomare, un folto pubblico ha fatto il tifo per loro. Veronica Barbarino. Tuffi e bracciate di Natale nello specchio antistante il lungomare di Acitrezza all'interno dell'area marina protetta. Complice la temperatura mite e la voglia di vivere lo sport immersi nella natura, questa mattina tra agonisti e master con muta e occhialini in 68 hanno partecipato alla prima edizione della gara ASI di nuoto amatoriale Un tuffo tra i ciclopi, Christmas Special. Hanno nuotato lungo un percorso di 1500 metri attorno ai celebri faraglioni, regalando uno spettacolo unico al folto pubblico di appassionati che ha tifato dal lungomare. Dal fischio di partenza, dopo 23 minuti e 50 secondi, con il miglior tempo Mauro Filippo Gulli si è classificato primo sul podio assoluto maschile. Al seguito Alessandro Herrera e Davide Scavuzzo. Il podio assoluto femminile invece è stato conquistato da Deborah Pluchino, seguita da Maria Messina e Maria Rosa Cacia. La manifestazione chiude simbolicamente la stagione del Grand Prix Sicilia Open Water ed è stata un'occasione speciale per salutare il vecchio anno, promuovendo la bellezza naturale e culturale di Acitrezza e delle isole Ciclopi. Ed è stata presentata questa mattina al Circolo Canottieri Ionica di Catania la 63esima edizione della San Silvestro a Mare, gara di nuoto con la quale la città e i catanesi salutano l'anno vecchio e abbracciano quello in arrivo. La manifestazione si svolgerà come da tradizione il 31 dicembre nel porticciolo di Ognina. E adesso ci fermiamo per una breve pausa, tra poco torniamo con la nostra pagina dedicata al calcio e con l'ennesima sconfitta del Palermo. A tra poco, vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale. Adesso ci occupiamo di calcio. Si chiude con una sconfitta il 2024 del Palermo. Rosanero KO fuori casa contro il Cittadella. Veneti avanti nel primo tempo grazie al gol di Vita. Nella ripresa arriva il pareggio dei siciliani con Lund, ma nel finale il Cittadella segna il gol del 2-1 con Masciangelo. E adesso la Serie C, il Catania, arriva un nuovo dirigente per l'area tecnico-sportiva, si tratta di Ivano Pastore, collaborerà con Faggiano, domani intanto riprenderanno anche gli allenamenti e tra qualche giorno invece scatterà il mercato. Catania concentrato soprattutto sulle operazioni in uscita. Sentiamo. Il primo rinforzo del Catania è uno dietro la scrivania. Il club rossazzurro ha infatti annunciato l'ingresso nella dirigenza di Ivano Pastore, che nella sua esperienza ha spaziato dalla direzione sportiva all'area scouting sino alla direzione generale di società sportive. L'ultima è il Prato. Nel club rossazzurro sarà un nuovo collaboratore nell'ambito dell'area tecnica diretta da Daniele Faggiano. Ha firmato un contratto sino a giugno con opzione per la prossima stagione. Da domani invece tornerà ad allenarsi la squadra. La sosta natalizia serve per ricaricare le batterie ma anche per preparare il mercato di gennaio. Chiuso il 2024 al settimo posto in classifica a 9 lunghezze dalla capolista Benevento, da affrontare alla ripresa del campionato il Catania ha bisogno di ritoccare l'organico. La lista dei possibili partenti è decisamente lunga. A capeggiarla non possono che esserci 5 elementi fuori dal progetto tecnico, non in lista seppur sotto contratto: i difensori Monaco, Rapisarda e Silvestri, il centrocampista Zanellato e l'attaccante Chiricò. Cederli anche solo in prestito significherebbe alleggerire il budget stagionale e recuperare risorse per i nuovi acquisti. Per alcuni una potenziale pista si è delineata: Trapani per Zanellato e Chiricò, Campobasso per Rapisarda. Per altri toccherà ai dirigenti rossazzurri, Faggiano e adesso Pastore, trovarla. Ma nell'elenco di chi potrebbe salutare ci sono il portiere Adamonis, ormai il capolineo della sua esperienza in rossazzurra. Tra i pali si sta valutando il 34enne Vincenzo Fiorillo, in uscita dalla Salernitana,
siciliana. Potrebbero andare via anche Gherardi, Guglielmotti, Luperini e Montalto. Su Verde invece si è fatta avanti la Ternana. In entrata rivoluzioni non ce ne saranno, ma ritocchi mirati che servono davvero a rafforzare la squadra intervenendo dove è necessario. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per essere rimasti con noi e vi auguro una buona serata.